Il gruppo Vega ha festeggiato i suoi 32 anni di professionalità e competenza. Crescere è importante per un'azienda solida nel territorio come Vega, che crede nella cultura della sicurezza, la quale incide nel contrastare il fenomeno infortunistico sui posti di lavoro. Un centro di addestramento per la sicurezza che, ricordiamo, si avvale della prima sala prove antincendio al coperto, inaugurata nel 2023, indispensabile per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni. Festeggiamo 32 anni di attività formativa. Ci stiamo impegnando continuamente per cercare di diffondere ulteriormente la cultura della sicurezza, inserendo sempre nuove attività formative. Quest'anno abbiamo l'obiettivo di superare i 200.000 partecipanti ai nostri corsi e quindi questo è il nostro impegno per promuovere la cultura della sicurezza. Il fenomeno infortunistico è costante, non c'è una diminuzione negli anni, soprattutto negli ultimi 10 anni. Quindi formare è importante per cercare di cambiare le modalità di lavoro, per cercare di cambiare le abitudini di adottare i dispositivi di protezione individuale, di osservare le norme di sicurezza. Quindi diffondere la cultura significa formare e anche naturalmente bisognerebbe agire sul fronte dei controlli e delle verifiche da parte degli enti ispettivi. Il grave fenomeno delle morti sul lavoro, che di anno in anno sembra una piaga inarrestabile, spingono Vega Formazione a incrementare i suoi corsi. Negli anni, infatti, sono stati formati più di 80.000 lavoratori provenienti da tutta Italia e con oltre 4.000 corsi di formazione. Finalmente questo aprile è stato sancito il nuovo accordo che introduce tutta una serie di novità, direi prima fra tutte la formazione obbligatoria per i datori di lavoro, una, possiamo dire, rivoluzione nel panorama della prevenzione degli infortuni in Italia, in quanto finalmente anche i datori di lavoro sono obbligati a formarsi e quindi ad aumentare la loro consapevolezza nei confronti di questa tematica, dove tra l'altro loro sono i primi garanti nei confronti della sicurezza dei propri dipendenti. Questa è sicuramente una delle principali novità. Un'altra che vorrei ricordare è finalmente è stata normata la formazione degli addetti ai lavori in spazi confinati, una norma che attendavamo ormai da più di 20 anni. Tempestività nei servizi e comprensione del cliente fanno di Vega Formazione e del gruppo Vega un'eccellenza a livello nazionale, con oltre 3.000 proposte formative capaci di rispondere a ogni esigenza del cliente. La forza di Vega, avere un panorama così ampio di catalogo prodotti di formazione che vengono erogati, ma anche la flessibilità e la continuità della formazione che riesce a erogare sempre in tempi molto veloci. Un problema ancora culturale purtroppo che viviamo in Italia, che non si è capito del tutto l'importanza della formazione e di far crescere le persone assieme alla crescita dell'azienda.